Allora, a mia prima gioventù si è passata a Morado, sono nato qua, c'erano i nevaglioni, andavamo a cercare l'acqua a Fontana, in Costagnarone. L'elettricità è una cosa particolare per Morado, c'era un privato che vendia l'elettricità ai paesani. Bon, allora marciavamo con l'acqua di un fiume, un vivinco. Quando c'era il temporale c'era più elettricità. Dunque accendiamo il ghinché e facevamo ciò che noi avevamo da fare, i nostri doveri e altro. Penso mica che ci siano state cattive cose. Bon, di sicuro non c'erano mica i soldi che ci sono. C'erano gente che stasiavano, erano obbligati ad andare in campagna, avevano le sue vacche, avevano i suoi animali, vivevano con difficoltà, ma un giorno si sbrogliava, facevano ciò che avevano da fare. Dunque, bon, questa era una periodo di sicuro che era più difficile, i soldi, sapete, ci sono, basta domandare. Giungono da tutti i canti, non ci so non trovano manco più, grazie a che. A Corsica oggi sapete ciò che si passa, tutto il mondo cerca i soldi, vogliono i soldi, c'è una mazza di gente che giungono, che non nulla bene conosco. Allora quando ce ne è poche, giungiamo a fare una sorta che le siano diventassero anche le cose, ma adesso che giunge a Corsichella i bracci non sono mica abbastanza grandi per accoglierli. Prendiamo tutto ciò che era la nostra anima, poco a poco, i giovani sono bere spugne, pieno tutto ciò che è di traverso e nulla di ciò che è buono della nostra mentalità, non c'è più mentalità. Allora, piuttosto che di legge per i giovani, possono stare a sentire 4 canzoni che li faranno capire ciò che è la vita. Allora c'è il pastore Garinzana, c'è Lettera fratello di Giulio Bernardini, si parte di Giovantena Almarucca e poi l'ultima pistola di Giampaolo Boletti che spiegherà tutto ciò che lui giura fa e capisce nella Corsica dei Romani.